La favola veneta, 11 medaglie portate a casa da Parigi, ben 68, quelle d'oro conquistate da quando esistono le Olimpiadi, la racconta il presidente del CONI Malagò al Teatro Sociale di Rovigo per la consegna delle benemerenze, 48 tra atleti, tecnici, dirigenti e società. Veneto regione di sportivi eccellenti, ma ora servono gli impianti. Il problema degli impianti è un problema enorme che va affrontato, andrebbe affrontato da chi di dovere, parentesi governo, in modo più incisivo. Il PNRR dà dei soldi che andrebbero bene non per l'Italia ma forse per il Veneto e sarebbero già scarsi, quindi i contributi sono insufficienti. Con il CONI che è stato escluso dallo stesso PNRR in fase di progettazione, un grave errore, tuona Malagò. E noi siamo, ho sempre detto, estremamente dispiaciuti che a suo tempo non siamo stati coinvolti nelle alcune scelte perché si sono rivelate sicuramente più che sbagliate, nefaste, perché era evidente che insomma, non c'era una sufficiente competenza. Rovigo è una piccola provincia in un Veneto ricco di sport, però abbiamo veramente delle cose importanti da esprimere, tra cui a parte la città, il teatro sociale dove si svolge la cerimonia del benemerenze, ma soprattutto una grande capacità anche organizzativa, quindi per me da delegato è davvero un onore poter ospitare una cerimonia così importante. Veneto che per i delegati non ha bisogno di nuovi impianti, ci sono ma spesso in disuso, edifici abbandonati perché non più a norma. Quest'anno la Regione ha fatto miracoli mettendo a disposizione oltre 20 milioni per l'impiantistica sportiva, speriamo continui così. Ma il vero problema in Italia non è costruire nuovi impianti, ma mettere a norma quelli che ci sono. E poi ci sono gli impianti chiusi perché finiti al centro di lunghe inchieste. Vedi il caso eclatante della piscina di Rovigo. Dal Teatro Sociale una promessa: si apre prima di Natale. Venerdì daremo anche le date ufficiali sia di apertura della segreteria ma anche proprio dell'attività agonistica all'interno degli impianti. Stiamo valutando anche una programmazione di medio periodo per qualche struttura nuova da dotare per la nostra città. Ci stiamo lavorando compatibilmente con le risorse, ma qualche idea ce l'abbiamo.